Per non dimenticare, sarà nella chiesetta sconsacrata di San Cipriano di Roncade il focus delle iniziative previste per la serata del 9 ottobre, 58° anniversario della tragedia del Vajont. I sindaci di Longarone, Roncade e San Biagio di Callalta hanno presentato l'iniziativa nata dalla Partita della Memoria, quando nel 2018 si è riproposto l'incontro tra le squadre dei tre paesi, Longarone Calcio, San Biagio di Callalta, Pro Roncade, avversari storici nella stagione calcistica 1962-63. C'erano anche 6 giocatori di quella squadra tra le 1917 vittime della strage del Vajont. Dall'incontro dei sopravvissuti per quella partita è nato un legame speciale tra i tre comuni che quest'anno ricorderanno la tragedia con una serata che verrà trasmessa in diretta su Antenna 3. Previsti filmati, interviste ed il collegamento con Longarone per la tradizionale veglia alle 22:39, ora nella quale l'enorme massa d'acqua travolse il paese. Conoscere la Longarone che era, quella che non c'è più potuta essere, è di fondamentale importanza, perché quando ci rendiamo conto di quali errori compiamo come esseri umani, forse riusciremo finalmente ad evitarli di ripetere. E fondamentale è anche ricostruire quei tessuti di solidarietà, di vicinanza che si sono espressi dopo la tragedia, ma anche ricordare quei momenti di gioia, di condivisione, come è stata la partita della memoria e come è stato quel torneo di calcio, tra cui molte amicizie sono nate. Tra i promotori Luca Giuriato, figlio di uno dei giocatori del San Biagio del 63. Il nostro lavoro di organizzatori è quello di cercare di portare alla luce una Longarone che non c'è più, perché quello che è successo dopo purtroppo lo sappiamo tutti, è stata un'immane tragedia. Ridare voce alle persone che non hanno avuto tempo di salutare i propri cari e sono scomparse, questo è il nostro obiettivo di quella serata. Oltre anche il collegamento con la chiesa di Longarone per la veglia che ogni anno viene fatta in memoria delle vittime del Vajont.